Benvenuti da Telaltobut, edizione di sabato ai 23 di novembre 2024 dal nostro notiziari. Ieri si svegliati con una sbrasime di neve che ci ha fatto capire che l'inverno ormai sta arrivando. I larici sono diventati giai e gli alberi hanno già perduto le foglie. In queste ultime settimane, che con le sbattie, si sono dati da fare per chiappare sul frindei, per drupparlo in tastale per fare il lieto. Vi ho allora il servizio di Laura Plotzner con Ursula e Sofì Marco di Cleules. Buondì Laura, sei venuta a chattarmi, io non ci fare. Sì. Qui si ne fa un day, ma lei che si via il front, via le tornate, e che si prepari un buon lieto per le nostre svacche. Qui. Questo è principalmente il foglio di fau, ed è un po' di rolla, un po' di... Ma vedi che sì, questa tornata c'è su le foglie, il spring day e così dopo lo quartito scala con il leone e così per questo inverno le nostre vecchie hanno tutti cristiani per fresca netta così non si sporcano, non si bagnano tanto. Una bella giornata d'ottobre, bella tutta, è l'ideale. Non volevano più piccioli. Va sotto lunata, va su calore. De strada se faz dois steaks. Que de inverno estão bem até quem? Tudo aí. Penso che esca le mie. Allora, ma finita. Non lo so, calci su così. Così. Ci lascia molto veloce.
Via. Isso dá. Vamos fare molto malaccia. Sei tu? Ok. Aspetta, ferma. No sera in Tessale consigliar dal comune di Palucce a scetignu l'incontri con i genitori di Nadia Orlando. Questa serata ha fatto parte dal programma di events organizzati dal comune in occasione delle giornate sulla violenza di genere. Vi ringrazio, buonasera. Prego. E diamo il benvenuto anche al Presidente dell'Andos. Buonasera, Fantin Mariangela e all'avvocato criminologo Giancola Angelica. Grazie, benvenuti a Paluzza. Io ho solo un attimino introdotto, mi fermo qua, ho parlato forse anche troppo e quindi grazie nuovamente per la presenza e sicuramente usciremo tutti arricchiti da questa serata. Grazie a voi. Scusate, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Intanto che loro si preparano, volevo solo parlare del libro che è stato messo in vendita lì. Quando succede una tragedia simile in una famiglia, cioè non ne vuoi parlare, sei disperato e tieni tutto per te. La prima persona che ci ha aiutato ad aprirci a parlare è stata proprio la signora Mariangela Fantin, la Presidente dell'Andos, una sera a Pagnacco. A un evento, era il 25 novembre 2017. In quella serata lì abbiamo conosciuto Daniele Paroni, che era il mediatore della serata, che è il giornalista di Telefriuli. Da lì è nata un'amicizia, diciamo, tra noi e Paroni, perché noi non abbiamo mai voluto rilasciare interviste, i giornalisti sono stati sempre tenuti lontani da casa nostra in quelle giornate lì. E una sera, in un'altra serata appunto di queste, ci ha proposto il giornalista di poter scrivere il libro sulla storia di Nadia e una parte dei proventi del libro che andassero in beneficenza ad Alessandra Puzzoli, che è la bambina di Lisa Puzzoli, una ragazza, anche lei 21enne come Nadia, uccisa il 7 dicembre 2012 a Villa Orba di Basiliano. Allora a me non interessava scrivere un libro per chi era Nadia. Nadia era una ragazza normalissima, la classica brava ragazza, però se era una cosa per beneficenza abbiamo unito le due cose. Nel libro praticamente è scritto quello che racconteremo in breve stasera, i 10 mesi della loro relazione, quali sono stati i segnali che ti portano ad aprire le orecchie, gli occhi e tutto, da allontanare, perché non è amore quello che Nadia ha subito dal suo assassino. Quindi è stato scritto il libro appunto per questo, per fare beneficenza a questa bambina, che adesso la bambina ha 14 anni, è stata adottata dopo tanti peripezie e cose dai nonni. I nonni, noi frequentiamo la nonna perché facciamo di solito le serate insieme a lei, e la nonna dice che con tutte le spese perché lei ha avuto un'altra storia rispetto a quella di Nadia, hanno avuto denunce su denunce, avvocati e cose, mentre lui, l'assassino ancora vivo in carcere, ha usufruito di ben 17 avvocati ad uso gratuito, patrocinio gratuito, quindi che paghiamo tutti noi. E la nonna, mamma di questa Alessandra, dice sempre che con i soldi che lei ha speso per tutte le pratiche, i processi e le cose, avrebbe comprato un appartamento al mare. Quindi noi volentieri abbiamo fatto questa
questa scelta di scrivere il libro, non per far sapere chi era Nadia o cose. È raccontata praticamente i 10 mesi di quello che ha vissuto Nadia con il suo assassino. Ecco, grazie. Un dopo di miesdì di musiche, pai nonos dal ricovero di Tumiec con Kei dal Si bemoll. Veneziano somiglia ad una sposa vestita di violetti, di murano, occhi mare Con Laura Plotzner nin accompagnans in tal laboratori di Silvia Di Piazza, in Dulaca Mettadun e Sieta Peiz. Allora, che sono accompagnans?
nel mio studio dove faccio tappeti con la tecnica untufting. Sono qui da 15 anni e faccio tappeti con questa tecnica che è un trapano, che è come una macchina da cucire modificata, e lavori in verticale e poi fa qualsiasi roba, da forme a colori a misure. Sul disegno del committente ogni tanto mi sbizzarrisco e faccio io, lavoro con pura lana e in cialin, dopo tanto in cialin, e noi anche si crea. I tappeti nascono da prima su questa tela qua, quindi io su questi telai metto questa tela che è un poliestere misto cotone, che è apposta per fare tappeti. Dopo faccio il disegno, mi viene dato dal committente se è ordinato, se no si fa io di voi a piacere, che è quello che mi piace di più. I disegni proiettanti, dal casca mi viene dato un disegno e tiri le linee, dopo mi tengo il mio disegno d'ogni di me e tacchi con le lanas a metti denti fii fin quando tutta la tela è piena. Quando è piena viene data questa colla che è un lattice naturale, viene lasciato tutta la notte ad asciugare, la mattina tiro giù, bordo, dietro, raso, rifinisco con forbici e rasoi e poi chiudo e consegno. Questa è la mia macchinetta, che per me è come una matita ormai. Praticamente con questo trapano fai quello che vuoi, da forme, colori, a misure. È facile lavorare, vivere in Carnia? Bella domanda. No, non è facile. Non è facile perché siamo distanti, è più faticoso far arrivare un cliente. È vero che come viene la tecnologia che non aiuta a di perdutta tutto il mondo, però non è la stessa roba che tocchiamo la roba con mano, vieni qui dalla bottega, vedi diciamo, che si lavora e che si fa. Quindi non è così facile, vorrei bisogna di essere sostenuti un po' di più. I miei articoli vanno in tutto il mondo perché alla fine sono arrivata fino in America un po' di anni fa, grazie a un e-commerce dove chi vende tappeti, con il disegno che aveva fatto Menieccia quando aveva 5 anni, e aveva fatto questi tappeti che dopo gli hai tutti in vendita e alle partite come gli ANS fino a Beverly Hills. Quindi avanti dappertutto, ecco, chiaramente poi in Italia che estero. Poco Friuli Venezia Giulia, quindi tanto più fuori. Faccio anche dei corsi, vieni a fare il tuo tappeto, quindi a venire qui per Cindisci, a fare il loro tappeto di 2 metri quadri, arriva da Indi tutta Italia, da Caserta addirittura, e Napoli, Roma, Milano, stanno qui Cindisci, quindi ha un modo anche di conoscere la Chiarnia, di fare un girut, di cercare le nostre buone robe, cercare e frico, e a chi a fare insomma perché Cindisci si fermi a fare il loro tappeto. Sogni per il futuro?
Mi viene sempre un po' il magone quando mi chiedono i sogni per il futuro. Poter andare avanti e trasmettere a qualcuno che possa anche continuare. La delegazione di Tumies di Confindustria Udine, in collaborazione con il Teatri Educativ, organizza 2 giornate di orientamento per i genitori e la gioventù che frequenta la terza media. A città che l'11 e 25 di novembre con l'incontri per i genitori, da 6 a 7 mesi in te comunità montane di Tumies. Ingresso con iscrizione clamante al 0433 2041. Martedì 26, das 10 a mezzodì investit in tal teatri di Tumies lezione spettacolo pamularie, succemut scelgi il percorso scolastico dopo la terza media. A Tumies, in occasione delle giornate internazionali contro le violenze sulle femmine, l'11 25 di novembre a 10:45 in tal teatri, Anna ha visto la luna, Edoardo De Angelis in concerto. L'11 25 e martedì 26, in place 20 settembre, si potrà scrivere un messaggio contro le violenze su un panel metà di queste. Venerdì 29, a 5 mesi, in te biblioteche civiche Pittoni, letture stirate fuori dai libri Poesie d'amore di Nazim Hikmet e Ferite a morte di Serena Dandini. Ioibe 20 di novembre a lune miege, in te Tormostiardie, sa dove splovi in te sale San Jacom, i frutti de classe prime B de scuole secondarie di Paluce intitoleranno une querce a Yusra Mardini, nadadore siriane che salvà dal naufragio che caerin sul gommon con iei, in tanda al viaggio verso la Grecia. Venerdì 29, da 12 mesi a 4 mesi, la mularia da 11 anni si potrà chiattare per giocare con i giochi di tavole in te biblioteche civiche Pittoni di Tumies. I prossimi appuntamenti sono per il 31 di gennaio, 28 di febbraio e 28 di marzo. Partecipazione sore nue, ma le migliori prenotà al 0433 48 79 50. Sabato 30 di novembre a Paluce, attaccata a 10 di minore, Natale nella Valle del But, con chioscos e bancarelles. Poi, in place 21 e 22 di luglio, le associazioni e le scuole faranno il loro pezzo di Nadal. Das 2, in te contrade di Somaville, Chiaroggiule Sprint, gare e esibizione vierte a tutti. A 4, in place 21 e 22 di luglio, Mago Barabba per i più piccoli. A 6, sfilate Jup al Paese con esibizione con Fuchs dai Krampus. Sabato 30 di novembre, Sant'Andrea, il Purcit su Fabree. E allora a Ciurciovint, attaccata a Snuv di minore, i vin la settima fieste da Tom, cui purcitars di Sudri e le musiche di Doi Bruz e un Mauc. Il ricavato sarà devuto in beneficenze ai frutti con malattie graves. Sabato 30 di novembre, a 12 mesi, in sale polifunzionale di Sudri, laboratori di musiche in Taranto. Attacchi i frutti dai 7 ai 11 anni e poi da 4 mesi sarà la volta de mularie più grande. In serate, invece, a 20:45, in tale oratori spettacolo teatrale Le levatrici della Carnia, con Caterina Di Fant, Elisa Menon e Valentina Ravelli. Peste e regie di Silvio Lorusso, dell'Inz, ingresso libero.
Parassegna i concerti di San Martin, sabato ai 30 di novembre, a svotte 45, in tal teatro di Tumiec, Tre uomini di parola, con Mauro Corona, Toni Capozzo e Gigi Maieron. Domenica 1 dicembre, a Streie Miege, in tal domo di Tumiec, conferenze San Martino, santo patrono d'Europa, e a Squatri, concerti di musiche di una volte. Domenica 1 dicembre, a Squatri, in tessale polifunzionale di Sudri, ta botteghe dal Marangon, storie sull'en e las nostre radici. E alle dutte parche edizioni dal nostri notiziari, noi come sempre prima di lasciarnos facendo dos ridades con Romeo Patatti. Grazie come sempre per essere stati con noi e non state di smentere che dell'autobus al ben prima di tutto. Mandi mandi! Così, che stai sbiatonta lo starie disperet calvaive, all'entra soccopari. Oh, Beppo, ciao tu che tu vas, tash. La mia appena è morta la femmina. Io, copari, ma così a sec c'hai avuto un infarto? No, colade dal quinto plan, tutto un botto all'asfalto, hai restato secche. Ma copari, ma c'è disgrazia. Ma non eri tu a casa tu? Io ero a casa. Non ti fa nulla per salvare. E sei venuto di corsa al terzo plan. Era appena passato.